Se non posso far venire la gente al Fulcis, faccio arrivare nuovi pezzi e interi settori che stiamo allestendo, proprio approfittando del fatto che il museo è chiuso. La cultura è certamente uno degli ambiti che più sta soffrendo le conseguenze della pandemia. Nel caso dei musei, Belluno ha dovuto chiudere il Fulcis con 2 mostre appena inaugurate. C'è chi sta peggio di noi, con esposizioni molto costose, dice l'assessore Marco Perale, ma si guarda avanti senza fermarsi un solo minuto. Quando riapriremo non solo il Fulcis come lo hanno conosciuto quelli che finora hanno riuscito a visitarlo, ma anche con qualcosa in più che potremo offrire ai bellunesi e ovviamente a chiunque altro anche dal resto del Veneto o del Triveneto vorrà venire a vederlo. A dimostrazione di ciò, stamattina il portone di Palazzo Fulcis ha spalancato le sue porte alle preziose casse arrivate dal Museo Correr di Venezia, che riportano a Belluno un pezzo di storia anche economica e sociale della città. Parliamo di un primo nucleo di spade realizzate dai maestri bellunesi di fama indiscussa tra il 1500 e il 1600. E ci racconta di spade che sono servite sia nelle grandi guerre che Venezia ha fatto verso nord per difendere il suo confine contro l'espansionismo dell'imperatore dell'epoca, ma ovviamente anche per tutto il 500, per tutto il 600 con la crescente potenza ottomana, quindi sono elementi che sono serviti nella storia di Venezia per almeno 2 secoli. È stato il primo vero made in Italy, prima ancora del gelato e dell'occhiale, ha spiegato Luigino Boito del Circolo Cultura e Stampa, partner con il Comune di Belluno del progetto europeo Clang, spade di leoni e aquile, sospeso tra valorizzazione turistica, riscoperta storica e scientifica di un passato finora noto per lo più agli addetti ai lavori. Un pezzo di memoria collettiva che ora si concretizza nel museo.